Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin vi porta Claudio Borghi Aquilini e la sua scuola di magia. Buongiorno Borghi! Ma buongiorno. Ma buongiorno, oggi te lo dico subito, linee caldissime, ascoltatori veramente incandescenti, gli argomenti ci Scalpitano. sono, scalpitano e poi insomma è quello che titolano oggi i quotidiani, dalla situazione Unicredit BPM, ti aspettavano anche su questo fronte capire questo blitz, se il governo può fermarlo, che cosa cambierebbe per i clienti, però c'è anche un altro argomento, è quello delle violenze sulle donne e non soltanto sulle donne in generale. Oggi la stampa titola Violenze, Meloni attacca i migranti. Titolo potentissimo che fa capire insomma che la Meloni, qualcuno oggi mi scrive la Meloni si è svegliata, no? Perché dice una cosa che la Lega dice da quanto? 10 anni, 20 anni di più, che certi immigrati clandestini non hanno niente da perdere e fanno quello che vogliono e vengono troppe volte scusati. Allora noi non sappiamo oggi, Borghi, se essere contenti che la Meloni dice una cosa che da sempre dice la Lega o dire beh, veramente noi lo dicevamo da 20 anni, dobbiamo essere contenti che ci ha rubato l'argomento, si scherza naturalmente, Sammy, però guarda, veramente qua secondo me un po' tutti dobbiamo entrare nell'ordine di idee che per quello che c'è eh, veramente non dobbiamo star lì a piantare bandierine, bisogna portare a casa i risultati, no? Cioè, io credo che la gente, poi chi l'ha detto prima, dopo, alla fine, in buona fede lo fa. E l'importante è vedere di riuscire a convincere cose. Tu immagina cosa devo dire io con eh, il, tutte le questioni legate all'Unione Europea, alla moneta e cose di questo tipo, no? Che adesso improvvisamente si svegliano, oppure per andare sul politicamente scorretto, che sono le cose che a te piacciono, no? Sul fatto che le sanzioni alla Russia non funzionavano e cose di questo tipo. Oh, ma magicamente adesso arriva Trump, no? E aspetta un po', forse sul fatto delle armi all'Ucraina. Cioè tu immagina, no, quante sono le cose che vengono al pettine, no? E che in teoria tu dovresti passare il giorno ad alzare il ditino dicendo ma io veramente, ma l'avevo detto. Vedi, in realtà purtroppo non occorre dirlo, no? Cioè dirlo è importante perché alla fine serve a far nascere poi le consapevolezze, cioè le cose alla fine purtroppo vengono fuori così. C'è uno che le dice, l'informazione passa nell'angolo del cervello della gente ma non ci vogliono credere. Dopo un po', quando poi i fatti presentano il conto, allora arriva la gente e dice ma guarda che è così, no? Cioè, è come se l'avessero inventato loro. E tu rimani lì col ditino, però in realtà non sei stato inutile, cioè il fatto di dirlo prima e così via, cioè hai contribuito a far scavare un pochettino nel cervelletto della gente cose non erano così come le raccontavano i giornali, ecco, mettiamola in modo semplice. Però come adesso in questo momento siamo qua in riunione al Senato perché ci sono degli enormi problemi, cioè vuol dire che per un esimio nostro alleato di governo e di maggioranza il problema fondamentale, no, in giro per il mondo è impedire che si tagli il canone RAI. No? Quindi sembra incredibile, no? Perché verrebbe da dire, insomma, un conto sono le pretese, cose dove non hai la copertura, dove non la ragioneria dice di no e così via, perché quelle c'è solo la fantasia, no? Uno prende, spara un qualsiasi tipo di tassa, un qualsiasi tipo di aggravio e dice bisogna toglierla, però non indicando come in un mondo dove sei diciamo, a programma di stabilità europeo vigente, perché alla fine si erano dimenticati tutti, no, fino all'anno scorso come funzionava, che tu dovevi dire all'Unione Europea, altra cosa che bisognerebbe ricordare, che stava sui coglioni a tutti, no? E perché stava sui coglioni a tutti? Sono bastati perché ti diceva che cosa dovevi fare a casa tua, no? E tu non potevi fare delle cose anche se erano sensate.
Sono bastati qualche anno, no, di sospensione del patto di stabilità per il Covid che la gente improvvisamente si è dimenticata per l'Unione Europea. Adesso ritorna benissimo, tornerà di moda mandare a quel paese l'Unione Europea, ne sono felice. Comunque, al di là del fatto, essendo che siamo purtroppo al momento ancora in questo allegro mondo dove tu devi dire fissa la spesa che fai all'Unione Europea e se spendi di più devi o mettere più tasse o tagliare qualcosa da un'altra parte, io capisco il fatto di dire guarda, tu la fai facile a dire che non bisogna mettere questa tassa, che bisogna purtroppo non si può perché ci sono le regole dell'Unione Europea, ma nel caso del canone è già approvato dalla ragioneria, quindi non è che bisogna mettere delle tasse in più per tagliare il canone, non è che bisogna fare che è una cosa che è già spesata dalla ragioneria e quindi è un po' incomprensibile, o meglio, è in teoria incomprensibile del perché alleati e anche partiti di opposizione non debbano essere d'accordo nel far pagare 20 euro in meno ai cittadini per il canone, che dovrebbe essere azzerato in un paese normale. In un paese normale non dovremmo essere qua a discutere di far pagare 20 euro in meno di canone ai cittadini. In un paese normale quella roba lì dovrebbe essere azzerata. Ma non siamo un paese normale e abbiamo l'alleato che sembra che il suo principale sia che i cittadini devono pagare 20 euro in più di canone perché qualcuno, qualche malelingua, qualcuno che così pensa male, non sarà sicuramente questo il motivo, ci saranno sicuramente delle motivazioni politiche enormi che mi sfuggono, ma qualche infingardo dice che se tu togli il canone o parte del canone alla RAI, poi dopo la RAI ha bisogno di fare più pubblicità per compensare per compensare i costi e questa pubblicità li toglie a Mediaset. Sarà questo il motivo? Chi può dirlo? Però insomma, per carità, uno può anche fare tutti i conti del mondo, però se le cose sono così, anche qualche cittadino ogni tanto, anche nelle elezioni locali, che pensasse che evidentemente forse non c'è questo grande interesse per i 20 euro del cittadino, ma magari ci sono degli interessi per altre cose, potrebbe ricordarselo. Comunque, vabbè, il fatto è che noi al momento siamo qua per vedere di riuscire a chiudere questa questione del canone, ma sono ragionevolmente convinto che ci riusciremo e quindi i cittadini anche quest'anno pagheranno 20 euro in meno per il canone. Certo che, caro Sammy, tu capisci che di fronte a delle cose che mi avevano un po' esaltato, insomma, tuttora se ci penso mi esalto, no? Che vengono d'oltreoceano con da una parte Trump e Musk e così via, Kennedy, che stanno preparando una vera rivoluzione negli Stati Uniti anche proprio come tipo di nomi, no? E similari, da una parte in Europa con la formazione dei patrioti per l'Europa, da parte sempre le elezioni in Europa che ogni volta danno una spinta sempre di più alle forze sovraniste, l'ultima è stata ieri quella con delle votazioni per il presidente della Romania, e prendere e dover da lì a passare i giorni per 20 euro di canone ti fa un po' così, insomma, allargare un po' le braccia, perché verrebbe da dire signori, forse non avete capito che qui ci sarebbe da far cambiare il mondo, forse non avete capito che mentre noi siamo qua a cercare, a giocare, a cercare di fare i primi della classe, no? Facendo vedere che risparmiamo di qui, che tagliamo di là, che non sporiamo neanche di un centesimo perché siamo bravi, bravissimi, dall'altra parte tu hai la Germania che va in esercizio provvisorio e quindi diciamo che di fare il bilancio neanche gli interessa, no? Questo è giusto per far ricordare a tanti fenomeni che avete presente, non si può votare qui perché se no c'è il bilancio, non si può votare qui, abbiamo visto motivi per non votare, ne abbiamo visti di tutti i colori, vi ricordate? Non si può votare e quindi bisogna chiamare Draghi perché c'è la pandemia, no? Tutti votavano in tutto il mondo, no? Senza nessun problema, evidentemente il virus
si concentrava nelle cabine, no, elettorali, e quindi solo nostre, e quindi non si poteva, e quindi guarda, sarebbe da votare, però purtroppo c'è la pandemia e quindi chiamiamo Draghi. Poi c'era invece nel 2019, sì, sarebbe da votare giustamente, perché l'unico governo possibile era quello della Lega con il 5 Stelle, che era già stiracchiato, se neanche quello poi funziona, bisogna andare a votare. Però lì no, non si può votare perché c'è la Lega che se no vince, no? E quindi allora non si può votare. E invece non si può votare già a dicembre, perché non si può votare a gennaio, perché a gennaio vedete che gli altri se ne sbattono riccamente le balle, quindi la Germania andrà a votare e il bilancio con comodo se lo farà dopo. Quindi chi se ne frega della legge di bilancio? I francesi, pure loro se ne fregano, nel senso che loro sono lì che quest'anno si faranno belli 6% di deficit, 6,1. Per l'anno prossimo, secondo me, dicono che fanno la legge lacrime e sangue. La legge lacrime e sangue è una legge che fa un deficit che è molto più alto rispetto al nostro, quindi significa che in teoria noi stiamo facendo lacrimissime e sanguissime, ma nonostante tutto, nonostante fanno il deficit più alto rispetto al nostro, no, e similari, vedete che ci sono ampi mugugni, e secondo me, se fossi il signor Barnier, devo stare attento, perché è probabile che non mangio la baguette. Però invece noi, insomma, abbiamo deciso, dato che insomma, abbiamo una premier che ha un grosso vantaggio, che studia molto, perché è vero, confermo, abbiamo deciso che facciamo i secchioni, e quindi noi facciamo i primi della classe, riusciamo a far vedere che facciamo il deficit basso, e che va bene lo stesso. Che devo fare? Ho la vaga sensazione che qualcuno si incazzerà, perché per riuscire a tenere il deficit basso ci sarà il taglino di qui, la tassina di là, no? Il fatto che il canone devi tagliarlo di poco, poi anche quello non si sta bene, e quindi non credo che questa legge di bilancio, che pure ha dentro alcune cose pregevoli, primo fra tutti il mantenimento fisso, non più quindi anno per anno, e il taglio del cuneo fiscale, che quello sono 100 euro circa in busta a tutti, che vengono stabilizzati, insomma, non è che è una cavolata, cioè in realtà le cose grosse le stiamo facendo. Il problema è che rischiamo di far innervosire la gente con delle cose piccole, e purtroppo secondo me sarebbe evitabile, come Decisamente, signori. Claudio Borghi Aquilini con noi ancora per un quarto d'ora, 20 minuti. Lo diciamo per chi ha appena acceso Radio Libertà. Potete inviare un WhatsApp al 340 6709 659 per porre domande a Claudio Borghi. Seguitissimo su Twitter, lo ricordiamo, non cercatelo tanto su Facebook quanto su Twitter. Le sue battaglie sono memorabili, e in effetti la frase clou di quest'oggi è proprio quello riguardante certamente la rivoluzione in atto. Qui c'è una rivoluzione in atto e noi ci guardiamo gli spicci, scrive Claudio Borghi su Twitter. Commenteremo tra poco ancora questa frase, ma poco fa ha parlato Matteo Salvini riguardo Unicredit BPM. I monopoli non mi piacciono mai, ma Banca Italia c'è e vigila. 30 secondi e torniamo in onda. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ma che aria tira nel nuovo mondo? Non è che adesso che ha vinto il vecchio trombone si torna alla vecchia canzone? Lo abbiamo domandato al famoso giornalista americo-italiano. Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, immaginiamo lontano, troppo lontano, finché la midterm cambierà, finché qualcuno ci darà
una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci arrenderemo, non ci fermeremo. Kamala Harris, ricandideremo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E a quest'ora di martedì c'è la scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini, che poi potrete ritrovare tranquillamente su YouTube o su Facebook cercando Radio Libertà, o in replica questa sera dopo le ore 21. Linea a Claudio Borghi Aquilini, prego. Le vedete quanti sono i possibili trucchi di magia che si potrebbero fare? Cioè, immaginate una delle magie più clamorose che ho sempre cercato di spiegarvi è quella del bilancio dello Stato, no? Perché ci sono delle cose che uno guarda fuori e dice ma questi sono dei trucchi, non sono delle magie, ed è proprio così, sono effettivamente dei trucchi, motivo per cui uno dice ma perché io non ci sono i 20 euro per me, no? Oppure i 100 o 200, insomma quello che serve per migliorare un po' la mia qualità della vita, e dall'altra parte invece si trovano tutti i soldi per le armi all'Ucraina, no? Questa è un'altra delle robe che spesso si sente. E purtroppo arriva quello che spiega la scuola di magia e dice sai cos'è? Che il bilancio dello Stato incredibilmente o stranamente funziona che devi guardare cos'è la spesa dell'anno. Allora, per guardare la spesa dell'anno cosa succede? Che se tu hai comprato una cosa, hai comprato un carro armato 5 anni fa, no? O 10 anni fa, e questo carro armato decidi di darlo all'Ucraina, regalandolo, sul bilancio non costa niente, perché in realtà la spesa per quel carro armato l'hai fatta prima, che è un po' stupido, no? Perché uno dice vabbè, allora dato che il Colosseo l'hanno fatto gli antichi romani, regaliamolo, no? Senza problemi, perché tanto a bilancio non costa niente. E purtroppo è così, cioè perché il bilancio dello Stato, non so se avete notato, c'ha solo il debito, no? Perché tutti parlano del debito pubblico, ma nessuno parla del credito pubblico. Cioè nessuno dice lo Stato ha questi beni, no? Cioè, queste ricchezze e così via, no, conta solo il debito, quindi partita unica. Stessa roba per le spese delle spese di bilancio, contano solo le spese, e quindi il fatto che una roba abbia un valore in anticipo, come appunto le armi che poi dopo vengono date all'Ucraina, uno dice vabbè, uno le può dare e sul bilancio non costa niente. Viceversa, le multe per chi non si è vaccinato, dato che a bilancio sono messe come eccolo lì un incasso che in teoria doveva esserci, no? Se tu le togli, viene fuori, si aprono le trombe del giudizio, no? Vengono fuori gli angeli dal cielo. Però allora arriva quello della ragioneria e dice ma tu però potresti invece di toglierle rinviarle, e in teoria tu alzi il ditino dicendo ma sì, ma scusi signore della ragioneria, se lei si aspetta che ci sia questo incasso e io lo rinvio, ma evidentemente ci sarà ben l'ammanco, no, sulle spese, no? Perché dato che in realtà non si sa, no, quanto si sarebbe incassato similari, ma semplicemente che c'è un incasso, no, più o meno di quella cifra lì, se tu lo rinvii, no, e lo sposti avanti, in realtà non succede niente. E tu a quel punto, no, sei lì con due braccia allargate così e dici senti, ragazzi, io faccio, che pur dovrebbe essere la mia materia, faccio finta di non capire e faccio buon viso e cattivo gioco, e dico va bene, cazzo volete che vi dica, rinviamo ancora ste multe invece di cancellarle una volta per tutte, come dovrebbe succedere in un paese normale, le rinviamo. E gli faccio ma scusate, ma io se le rinvio fino a prescrizione, no? In modo tale che poi dopo spariscono di loro definitivamente per vecchiaia, sì, questo lo puoi fare. Cazzo volete che vi dica, facciamo così. E allora a quel punto, invece di mettere in bilancio, che oltretutto
c'erano state dichiarate inammissibili dal Presidente della Commissione bilancio, metteremo nel famoso decreto 1000 proroghe, no? Quindi che già fa capire perché c'è un decreto 1000 proroghe, perché le regole che ci sono col bilancio dicono che se tu sposti in avanti delle cose, allora a quel punto non ci sono, nessuno si fa male, ecco, mettiamola così dal punto di vista contabile. E quindi il vostro povero senatore deve avere a che fare ogni giorno con questi trucchi di magia, no? E io poi sono qua ovviamente il martedì a cercare di spiegarveli, perché purtroppo tante volte uno vorrebbe una cosa più logica, no? Ma scusa, sei lì, sei al governo, fallo, no? Signori, sì, sono al governo, fallo, ma purtroppo sono dentro in un mondo con delle regole che, non so, è come dire, guarda, sei lì al volante della macchina, ma a un certo punto ti hanno tolto l'acceleratore. E dice, ma sei lì, stai guidando? Sì, ma se non c'ho l'acceleratore io potrò anche guidare. O mi fermo e me lo rimonto, no, l'acceleratore, però per fare così devi fare un po' una rivoluzione, cioè devi mandare a quel paese l'Unione Europea, devi dire che le regole di bilancio diventano come quelle di un paese normale, no, e similari, cosa che io ovviamente farei anche volentieri, ma ci vuole come un po' di consenso, ecco, per riuscire a fare tutto questo e non basta, perché ci vuole il consenso, ci vuole un Presidente della Repubblica che non ti incenerisca se appena tu alzi il dito contro l'Unione Europea, ci vuole una Corte Costituzionale che non ti incenerisca qualsiasi legge tu volessi fare che andasse contro i voleri dell'Unione Europea e purtroppo queste cose si costruiscono con il tempo. Purtroppo la gara che cos'è? È la gara con la pazienza dei cittadini, perché tu sei lì e vedi e sai che per smontare tutto questo avresti bisogno di tempo e avresti bisogno di fare queste azioni legali, quindi cambiare questa legge, aspettare di votare il Presidente della Repubblica che non sia totalmente avverso a qualsiasi idea di lotta nei confronti dell'Unione Europea, avere una Corte Costituzionale che non ti dice che il diritto dell'Unione Europea prevale da tutte le parti, no? E poi per avere la Corte Costituzionale devi prima mettere il Presidente della Repubblica perché un terzo le nomina lui e così via, quindi tu vedi questo percorso, no? È difficile e dall'altra parte devi sperare che i cittadini abbiano pazienza e ti riescano a mantenere in questa posizione in modo tale da riuscire a farle cambiare veramente queste cose, perché se invece poi finisce che i cittadini un po' comprensibilmente, ma la pazienza la perdono, stanno a casa alle elezioni, fanno vincere il PD come è successo anche in qualche ultima tornata regionale e poi allora addio fichi perché ricomincia tutto il giro e non si riesce mai a cambiare niente. Claudio, ti ho lasciato parlare perché stai indirettamente rispondendo ai tantissimi WhatsApp che stanno arrivando qui al 340-6709-659. Ancora da commentare certamente, e so che lo hai tenuto per gli ultimi 10 minuti, il blitz di Unicredit su BPM, ma c'è anche un messaggino a proposito del titolo di questa trasmissione, Scuola di magia, il messaggino di questo signore che mette in primo piano un titolo di un giornale: Covid per la Lega, un Novax in commissione, imbarazzo in maggioranza, e il PD che dice noi siamo a scuola di magia, il PD dice siamo alla stregoneria perché è stato nominato consulente Giovanni Fraiese, l'endocrinologo romano apertamente schierato contro la campagna vaccinale. Una battuta su questo e poi naturalmente il blitz di Unicredit. Vabbè, ma il vostro maestro di storia di magia ogni tanto volete che non faccia qualche stregoneria. Quindi, insomma, per quel poco che mi ha dato fare, per le robe che posso fare io, vedete che ogni tanto qualcosa di buono la tiro fuori, ecco. E mi sembra che già solo il fatto che li abbia fatto incazzare tutti mi conforta sul fatto che scegliere come consulente per la commissione Covid professor Fraiese sia stata una buona scelta, ecco, mettiamola così, anche per la qualità e
il peso anche scientifico, insomma, della persona in questione. Per quello che riguarda invece come si chiama, la questione Unicredit BPM, ma insomma ha detto abbastanza bene Salvini, cioè non è che se cominciano il sistema Pac-Man delle banche, no? Cioè che c'è la banca grande, diventa la banca enorme, che poi diventa la banca smisurata, no? E poi c'è solo quella. Non conviene ai cittadini oggettivamente, perché poi la banca smisurata che cosa farà? Taglierà tutte le filiali, no? E quindi alla fine sarà scomodità per tutti i cittadini. Poi non ci sarà concorrenza. Una volta che c'è l'unica bancona, la volta che tu devi prendere il mutuo, questo ti dice guarda, il tasso è del 12%, dice la Madonna, ma come il 12%? Io vorrei di meno, ma allora vado da un'altra banca, non c'è, e quindi tanti saluti. E così vale anche per il credito alle imprese, che magari dalle altre parti hanno altri canali di finanziamento, no? Il venture capital e cose così. Da noi invece per la maggior parte dei casi se un'impresa ha bisogno di soldini si rivolge alla banca. È ovvio che se la banca non c'è, capite che insomma. E quindi niente, questo è, quindi quando specialmente insomma una cosa che io avevo a cuore, ecco, che vale a dire il destino del Monte dei Paschi di Siena, perché caspita, quella è una roba che è un qualcosa che noi dovremmo sempre tenere presente come fiore all'occhiello. Una banca che era la più grande, ricca e antica, cioè la più antica e ricca banca del mondo, distrutta dal PD, che l'hanno utilizzata come il pozzo di San Patrizio da cui tirare fuori i miliardi per qualsiasi idea, per finanziare qualsiasi altra roba, dove ci sono dentro miliardi di De Benedetti che non li ha mai restituiti tramite Sorgenia, no? E similari, arriva da noi per un motivo strano, no? Oltretutto ci fanno mettere il presidente, scegliamo noi una brava persona, che insieme con il resto del consiglio di amministrazione prende e rimette in sesto tutta la baracca. Il Monte dei Paschi ricomincia a far utile, ricomincia a crescere, diventa finalmente una banca che invece di essere una roba dove la gente scappava davanti allo sportello diventa un modello. Riusciamo in qualche maniera a pilotare verso un'aggregazione italiana, in questo caso con la Banca Popolare di Milano, cosa che farebbe un terzo polo bancario che servirebbe come il pane. Arrivano dentro, no, con la grazia di un elefante, distruggono tutto, fanno offerte sotto il prezzo di mercato perché allora così tu non puoi fare, cioè avete capito, insomma un po' le balle girano, ecco. E a questo punto penso che sia nostro interesse anche cominciare a ritirare fuori alcune idee su Banca d'Italia, perché capite che anche in questo caso dice puoi intervenire tu? Sì e no, puoi intervenire tu? No, perché dovrebbe intervenire Banca d'Italia. Ma se Banca d'Italia fa il cazzo che vuole e non ha nessun tipo di di responsabilità o di collegamento con il volere dei cittadini e la politica, capite che diventa un problema. Quindi noi avevamo un'ideuzza, era di far diventare Banca d'Italia come la Bundesbank, perché se i tedeschi fanno qualcosa che funziona forse magari si potrebbe copiare, no? Dove ha un certo tipo di governance che è meno autoreferenziale e più rispondente ai cittadini anche della banca centrale. Secondo me potrebbe essere un periodo maturo per ritirare fuori quel tipo di idee e probabilmente insomma oggi e domani qualcosa si vedrà. Claudio Borghi Aquilini, la scuola di magia, una valanga di messaggi che ti salutano, ti ringraziano, ti dicono di non essere modesto, devi rivendicare quello che diceva la Lega su moltissimi argomenti, veramente dagli immigrati all'Europa, ai vaccini, nucleare di ultima generazione, canone RAI, multe per i non vaccinati, pensione dopo i 40-41 di contributi, cioè quante cose che potevamo dire, che possiamo dire lo avevamo detto e che adesso dice qualcun altro. Ultimi 2 minuti per te. Grazie, perché adesso devo entrare in commissione.
E allora ce ne andiamo, Claudio, se non per ringraziarti. No, pensavo ultimi 2 minuti che c'era qualche, non so, una telefonata, così questo tipo. No, se ricomincio coi WhatsApp andiamo avanti fino a domani, veramente. Buon lavoro, Claudio Borghi, alla prossima settimana. Ciao, grazie. Ciao, arrivederci, grazie. Avete ascoltato Scuola di Magia.